Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Oggi parliamo di criptovalute, un argomento che mi sta molto a cuore e soprattutto della prima criptovaluta, ovvero il Bitcoin. La definizione più accettata di Bitcoin è moneta virtuale, però io non sono particolarmente d'accordo. Si può dire che il Bitcoin sia una moneta? Allo stato attuale delle cose probabilmente no, ma vediamo il perché. Per capirlo bisogna chiedersi prima che cos'è una moneta. Bene, una moneta per definirsi tale deve avere tre caratteristiche principali: essere mezzo di pagamento, fondo di valore e misura di valore. Vediamo di analizzarle tutte e tre per capire se il Bitcoin li rispetta. In primis, una moneta deve essere mezzo di pagamento. Il Bitcoin lo è? Mezzo di pagamento significa che deve poter essere utilizzato per fare degli acquisti. Al momento, anche se non è diffusissima, è largamente accettata come mezzo di pagamento, quindi direi di sì. Non solo, può anche essere scambiata con gli euro, quindi esiste un tasso di cambio tra euro e Bitcoin. Quindi se il tasso di cambio, ad esempio, faccio un esempio irrealistico, è 1,23, significa che per comprare un Bitcoin hai bisogno di 1,23 euro. Sotto questo punto di vista, quindi, sicuramente rispetta questa caratteristica. Una moneta però deve essere anche misura di valore e qui iniziano i guai. E cosa significa misura di valore? Significa che deve essere un'unità di misura, come ad esempio i metri lo sono per la lunghezza o i chilogrammi per il peso, i gradi per la temperatura, eccetera, eccetera. La moneta deve misurare il valore degli oggetti. Faccio un esempio come sempre irrealistico. La sedia sulla quale sono seduto vale 10 euro e il tavolo sul quale sto appoggiando questo portatile vale 20 euro. Tenendo un riferimento fisso, in questo caso gli euro, posso confrontare il valore della mia sedia col valore del mio tavolo. Per fare questo però bisogna che il valore della moneta stessa rimanga uguale nel tempo. Infatti se noi avessimo come unità di misura il metro che un giorno misura 20 cm e il giorno dopo 4 metri, non sarebbe una buona unità di misura. Allo stesso modo il valore del Bitcoin può variare anche all'interno della stessa giornata di tantissime unità. Capite bene che se oggi i miei grissini costano un Bitcoin e domani ne valgono 20, non è una buona unità di misura. Si può dire che rappresenti il valore effettivo delle cose solamente se il valore stesso di quella moneta rimane costante nel tempo, più o meno come fa l'euro. Se ne volete una dimostrazione, il 16 luglio Bitcoin valeva 8.400 euro, mentre 2 giorni dopo 9.500 euro. Attenzione però a non cadere in questo errore. Sì, la moneta deve avere sempre lo stesso valore, però può oscillare di poco. Ad esempio, le oscillazioni dell'euro e del dollaro sono veramente minime. Passiamo quindi alla terza caratteristica che deve rispettare, quindi il fondo di valore. Questo significa molto semplicemente che se ad esempio io tengo in una cassaforte per 10 anni 1.000 euro, dopo quei 10 anni il valore di quei 1.000 euro non deve essere variato di tantissimo. Punto dolente anche qui, purtroppo 5 anni fa il Bitcoin valeva circa 300 euro, mentre ora vale 8.700 euro. Capite che se ci sono delle piccole variazioni di valore nell'euro, ci può stare, è comunque un fondo di valore, mentre oscillazioni così grandi del Bitcoin non gli consentono di essere fondo di valore. Anche perché se io metto in cassaforte oggi un Bitcoin che vale 8.700 euro, può benissimo essere che tra 5 anni valga 1 milione di euro oppure 0. In conclusione, quindi affermiamo che il Bitcoin può essere utilizzato come mezzo di pagamento, ma non può essere definito una moneta. Questo non è detto che rimanga così per sempre, perché se domani il Bitcoin assumesse il valore 10.000 euro e rimanesse stabile a 10.000 per i prossimi 100 anni, a quel punto sarebbe una moneta a tutti gli effetti. Bene, io spero di essere stato più chiaro possibile, il video finisce qui. Vi invito a lasciare like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina e un sacco di altre cose, ma soprattutto tra poco appariranno dei piccoli riquadri con altri video e playlist. Andateli a guardare, sono un sacco belli.